Buongiorno. Bene, oggi facciamo una pratica di Yin Yoga. Lo Yin Yoga è uno yoga, come vi ho già spiegato in precedenza, molto tranquillo, in cui non andiamo a spingere particolarmente il nostro corpo. Diamo proprio la precedenza al relax e al rilascio. Avete bisogno per questa pratica di un mattoncino yoga, di una coperta, di un cuscino, va benissimo un guanciale e magari un secondo cuscino da meditazione e basta. Facciamo partire la musica, cominciate a togliere i calzini. Ci sediamo su un supporto, su un cuscino, appoggiamo bene gli ischi al supporto, quindi le ossicina che spingono sotto i glutei, portiamo le ginocchia più in basso delle anche, ruotiamo un paio di volte le spalle indietro, le rilassiamo, chiudiamo gli occhi, cominciamo a portare l'attenzione verso l'interno, al nostro respiro. Inspiriamo ed espiriamo solo dal naso, per come faremo poi per tutta la durata della pratica. Proviamo ad allungare l'espiro. Inspiriamo insieme. Espiro. 2, 3, 4. Inspiro. Espiro. 2, 3, 4. Inspiro. Espiro. 2, 3, 4. Ci portiamo proprio in ascolto, cerchiamo di soddisfare tutti i bisogni del nostro corpo oggi, di allungarci, di andare a sciogliere le tensioni, andare a ossigenare i tessuti. Gli occhi lentamente, mani al tappetino, inspiro, mi allungo bene verso l'alto, espiro, mano sinistra si appoggia al tappetino ed espirando scendo. Cerco di andare a appoggiare il gomito al tappetino. Rilasso la testa, le spalle. Le ginocchia sono rilassate al pavimento. Inspiro, salgo, entrambe le braccia su. Espiro, mano al tappetino, mi allungo. Ritorno, espiro, mi allungo avanti, appoggio le mani davanti a me, espirando, cammino avanti con le mani, arrivo al massimo della mia estensione e appoggio la fronte sul cuscino.
linea che sporge all'inizio del collo. Qui rilasso le spalle lontane dalle orecchie. Chiudo gli occhi. Allungo il collo. La cima della testa mira al soffitto. Uso tutta la capacità toracica per respirare. In, mi allungo, espiro, mani al tappetino. Andiamo a posizionare il nostro cuscino più o meno al centro del tappetino, lo doppiamo, quindi andiamo a fare un cuscino più spesso, andiamo a portare le piante dei piedi a contatto tra di loro. Ci sediamo vicini al cuscino, inspiro, apro il petto in avanti, porto i gomiti vicino al costato, espiro, faccio una bellissima gobba, guardo il mio ombelico, inspiro, espiro, inspiro, scendo, il cuscino rimane nella parte lombare della schiena, andiamo a cercare di portare la nuca al tappetino e apriamo le braccia portando i gomiti in linea con le spalle e le mani a 90 gradi. Cerco di appoggiare bene tutto il retro dell'avambraccio al tappetino. Qua ad ogni ispiro rilasso un po' di più il mio corpo, sento scendere le spalle al tappetino. Espiro e sento scendere le ginocchia che si aprono. Espiro e sento scendere le scapole al tappetino. Sento allungare il retro del collo, tutte le vertebre cervicali. Allungo le braccia alla larghezza delle spalle, palmi delle mani che si guardano tra di loro. Un bell'inspiro qua, espiro, faccio salire le braccia, la testa segue e risalgo lentamente, stendo le braccia e vado giù. Prendiamo ora il mattoncino yoga e andiamo a posizionarlo più in alto sul tappetino. Di nuovo inspiro, apro bene il petto in avanti, gomiti vicino al costato. Espiro, faccio una bella gobba, guardo il mio ombelico, scivolo indietro e vado a portare proprio le scapole in appoggio sul mattoncino yoga. Le scapole belle piatte sul mattoncino, lascio andare la testa, rilasso le spalle, riporto le braccia con il nostro angolo di 90 gradi. Respiro qua, cerco di rilassare il più possibile anche il collo. Faccio salire le ginocchia, porto le piante dei piedi al tappetino, avvicino i piedi ai glutei, spingo con le piante dei piedi al tappetino, faccio salire un po' il sedere, poi mi curvo indietro, cerco proprio
piedi alla larghezza del tappetino, afferro gli stinchi, inspiro, ruoto le spalle indietro, espiro, faccio cadere la testa in mezzo alle mie gambe, appoggio anche le avambraccia al tappetino, con i palmi delle mani che guardano il soffitto. A portare i talloni al confine del nostro bacino, piedi a 45 gradi o alle famose 10-10 della scuola guida. Cominciamo proprio a portare giù i glutei. Se in questa posizione ho delle difficoltà ad avere i talloni appoggiati al tappetino, posso portare i mattoncini yoga sotto i miei talloni, così da potermi rilassare, non dover stare in mezza punta in equilibrio. Mani tra i piedi. Inspiro, ruoto le spalle indietro, porto i palmi nelle mani a contatto, i gomiti sono all'interno delle ginocchia. Espiro, avvicino le mani in preghiera al petto. Sentirete i gomiti che spingono in fuori per aprire le ginocchia, e le ginocchia oppongono la forza opposta. Chiudo gli occhi. Mano sinistra sotto il mio viso, espiro, mi apro, mano destra su. Inspiro, qua mi allungo, espiro, faccio passare il braccio destro dietro la schiena, provo ad andare a afferrare la coscia sinistra. E mi apro ancora un po' di più. In, braccio destro su, espiro, appoggio il tappetino e mi apro dall'altra parte. Passare il braccio sinistro dietro la schiena, provo ad andare a afferrare la coscia destra e ad aprire un po' di più la spalla sinistra. Riporto entrambe le mani al tappetino, inspiro, allungo bene la schiena, espiro, porto i piedi paralleli e provo a stendere le ginocchia. Inspiro, espiro, piedi paralleli. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Faccio crollare la cima della testa qui, intreccio
indietro con il piede destro e espiro, scendo, appoggio il ginocchio e il collo del piede al tappetino. Porto la mano sinistra all'interno del piede sinistro e qua spingo bene con i palmi delle mani al tappetino, cerco di aprire le spalle, portare il mento in avanti e al contempo di far scendere il mio bacino al tappetino. Il collo del piede destro è disteso al tappetino. Inspiro qua, espiro, scendo con gli avambracci al tappetino. Chi non arriva agli avambracci può portare il cuscino sotto gli avambracci, appoggiare gli avambracci al cuscino invece che al tappetino. Rilasso la testa, le spalle. Risalgo con la testa, riporto le mani al tappetino, riporto la mano sinistra fuori dal piede sinistro, inspiro, apro bene il petto in avanti, espiro, vado indietro, provo a stendere il ginocchio sinistro, se non lo stendo non importa, movimenti lenti, inspiro, vado avanti, espiro e provo a stendere, mi fermo prima di tremare, rispetto il mio corpo, ora faccio scendere la testa e rilasso. Inspiro, vado ancora avanti, apro bene il petto, espiro, porto il ginocchio destro più vicino al piede sinistro, vado indietro, stendo completamente la gamba sinistra, il piede destro è fuori dal mio gluteo, quindi non vado a sedermi sul piede. Il ginocchio destro è in linea con la mia anca, quindi le ginocchia sono perfettamente allineate alle mie anche. Cammino indietro, dita delle mani rivolte ai glutei, inspiro, ruoto le spalle indietro, raddrizzo i gomiti, guardo su. Espiro, scendo, mi porto sugli avambracci, apro il petto, lascio cadere la testa indietro. Qui solo chi non ha fastidio alla gamba, al ginocchio destro in questa posizione scende completamente con la schiena al tappetino, allungo le braccia oltre la mia testa e rimango, gli altri rimangono sui gomiti. Namaste.
salgo, vado avanti, vado a riportarmi con il piede destro dietro, piede sinistro davanti, col ginocchio in linea. Inspiro qua, espiro, destra raggiunge la sinistra, stendo bene le gambe e cima della testa che crolla. Porto il peso sulle dita dei piedi. Lentamente ammorbidisco le ginocchia, salgo, espiro, inspiro, espiro, scendo, inspiro, raddrizzo gambe e schiena, espiro, inspiro, grande passo indietro con il piede sinistro, espiro, ginocchio e collo del piede, porto entrambe le mani all'interno del piede destro, sotto le spalle, dita belle larghe, cerco di allungare la schiena, aprire il petto qui e far scendere bene il bacino al tappetino. Ora scendo con gli avambracci al tappetino o sul cuscino, chi ha fastidio. Lentamente riporto le mani al tappetino, mano destra fuori dal piede destro, inspiro, mi allungo, apro bene le spalle, espiro, vado indietro e provo a stendere il ginocchio destro, proviamo a lasciare il bacino ruotato in avanti, inspiro qua, espiro, in, espiro, inspiro, vado avanti, mi apro, espiro, cammino indietro, porto il piede sinistro vicino al gluteo, ginocchia in linea con le anche, andiamo a portare le dita delle mani verso i glutei, palme delle mani al tappetino, roto le spalle indietro, apro bene il petto, comincio qua stendendo bene i gomiti, scendo, avambraccio il tappetino, inspiro, apro bene il petto e faccio cadere la testa. Qui chi non ha fastidio
Scende ancora al tappetino, espirando allunga le braccia oltre la testa. Lentamente risalgo, cerco di andare a riportarmi nella lancia, inspiro qua, mi allungo bene, espiro, sinistra raggiunge la destra, di nuovo stendo bene le gambe, peso sulla punta dei piedi, espirando lascio cadere la cima della testa, le spalle al tappetino. Ammorbidisco, inspiro.
il tallone al gluteo. Cerco nel contempo di ruotare il mio petto in avanti. Chi qua non ha problemi, non ha fastidio, può anche con la mano destra afferrare la caviglia sinistra e spingiamo con la caviglia indietro per andare a aprire il petto. Spalle lontane dalle orecchie. Mani al tappetino. Belle salde, avvicino il piede sinistro, inspiro qua, espiro, salgo, di nuovo, gamba destra su, piego il ginocchio, mi apro, inspiro, espirando, passo avanti, porto il piede destro tra le mani, mi allungo, inspiro, espiro, sinistro, cino della testa crolla, espiro. Ammorbidisco le ginocchia, inspiro, salgo, espiro, inspiro, espiro, inspiro, raddrizzo, espiro, inspiro, passo indietro con il piede sinistro e passo indietro con il piede destro, espiro, cane faccia in giù. Inspiro qua, gamba destra su, gamba sinistra su, faccio salire il piede, piego il ginocchio, mi apro, inspiro, ginocchio sinistro al petto, grande passo avanti, porto la tibia sinistra parallela al lato davanti del tappetino, appoggio il ginocchio destro al tappetino, cammino indietro per andare a far scendere il mio gluteo sinistro al tappetino. Chi avesse problemi, il mattoncino si posiziona in questa maniera, rimaniamo schiena dritta, inspiro, mi allungo, espiro, mano destra sul ginocchio sinistro, mano sinistra al di fuori del ginocchio destro, guardo dietro la spalla, ritorno, inspiro, espiro, scendo, con le mani alla fronte al tappetino, lentamente risalgo, piego il ginocchio destro, afferro con la mano destra il piede, chi riesce non ha problemi, afferra anche con la mano sinistra,
spingo col piede indietro, vado ad aprire il petto. Riporto le mani al tappetino, avvicino il ginocchio, ruo le dita del piede, inspiro, espiro, stendo, piego il ginocchio, mi riapro qui, inspiro, passo avanti tra le mani, mi allungo, inspiro qua, espiro, sinistra, raggiungo la destra, stendo le gambe, cima della testa che crolla. Ammorbidisco le ginocchia, inspiro, salgo, espiro, mani al petto. Ok, ora proseguiamo, portiamo le piante dei piedi a contatto tra di loro, afferriamo le caviglie, gomiti alle costole, apriamo bene il petto, allunghiamo la schiena, apriamo la gamba destra, l'apriamo in maniera che entrambi gli ischi, quindi entrambi i glutei abbiano la stessa pressione sul tappetino, che io possa avere la schiena lunga, le spalle ruotate indietro. Quindi se in questa posizione tendo a insaccarmi, chiudo un pochino la gamba in base al mio bisogno. Ok, ci avviciniamo il cuscino, lo teniamo a portata di mano, inspiro, mi allungo, espiro, andiamo a portare, scusatemi, anche il mattoncino, andiamo a portare l'avambraccio destro sul mattoncino, espirando ci allunghiamo verso il piede destro. Chi riesce afferra le dita del piede destro, cerca di portare la spalla destra davanti al ginocchio destro e di ruotare il petto verso il soffitto. Riporto le piante dei piedi a contatto, inspiro lungo la schiena, espiro, stendo la gamba sinistra, inspiro, mi allungo, espiro, avambraccio e mi allungo. Chi non ha bisogno del mattoncino non lo usa.
portarci con le alluci a contatto, le ginocchia aperte di più delle anche. Andiamo a portare il nostro mattoncino davanti, ci appoggiamo cercando di avere cura di avere bene il peso in verticale, quindi di avere le spalle sopra i polsi. Saranno un po' più stretti i polsi, ma andiamo comunque a scaricare il peso. Ora andiamo proprio a fare delle rotazioni con il bacino, quindi espiro fuori tutto, spingo con le mani sul mattoncino, inspiro, vado indietro, destra, espiro, inspiro, dietro, espiro, inspiro, espiro, cambiamo giro. Andiamo a portare il cuscino sempre doppiato sotto la nostra pancia, scendiamo avanti, andiamo a portare o gli avambracci al tappetino se già qua abbiamo fastidio. Chi non ha fastidio può aprire le braccia, porta un palmo della mano sopra l'altro, appoggia la fronte sulle mani. Guardiamo davanti a noi, portiamo i gomiti sotto le spalle, proprio alla larghezza delle spalle. Gli avambracci sono belli distesi al tappetino, i palmi delle mani spingono il tappetino, le dita sono belle larghe, ruoto le spalle indietro, isometricamente, ma quindi senza muovermi. Immagino di tirare a me il tappetino e quindi di portare avanti il petto. Scivolo avanti e cerco di portare le ginocchia in linea con le anche, aprendole in fuori. Quindi evitiamo questo genere di gobbetta. Se siamo super mega gobbe in questa maniera qui, spostiamo il nostro bel cuscino sotto gli avambracci e raddrizziamo la schiena. Chi è comodo con le ginocchia in linea con le anche può anche scendere di nuovo, una mano sopra l'altra, fronte sulle mani. Cerchiamo di mantenere gli alluci a contatto tra di loro, rilassiamo l'interno coscia. Mi spingo indietro, chiudo le ginocchia, inspiro, mi allungo, espiro, scendo, schiena dritta, talloni che spingono, glutei che spingono sui talloni, faccio scendere la fronte del tappetino, allungo le braccia davanti a me, inspiro qua, espiro, allungo le braccia, allungo il corpo, palmi delle mani al soffitto, appoggio la fronte al tappetino. Come al solito qua, chi non arriva usa il cuscino sotto la fronte. Rilasso le spalle, il collo, faccio scendere tutto il mio corpo al tappetino.
appoggiare la mia cervicale sulla coperta così da essere bella comoda, bella rilassata. Rilasso le braccia al tappetino, stendo le gambe alla larghezza del tappetino. Mi prendo qualche istante qua. Poi porto i piedi vicino ai glutei, faccio un bell'inspiro, spingo con i palmi delle mani al pavimento, il retro delle braccia, alzo i glutei e vado a snocciolare vertebra dopo vertebra al tappetino per andare a appoggiare bene tutte le vertebre lombari. Provo a passare una mano, qua non deve passare più neanche una mano sotto. Se sentite che c'è ancora spazio, alzate un pochino il supporto per la testa. Quindi cerchiamo di azzerare lo spazio tra la nostra schiena e il tappetino. Riportiamo le mani al pavimento, al tappetino, apriamo bene le spalle, lentamente andiamo a stendere, facciamo scivolare la gamba sinistra al tappetino, cercando di non staccare minimamente la schiena dalla posizione in cui è. Stringo i glutei, ora lentamente con controllo andiamo a stendere anche la gamba destra, cercando sempre di mantenere la schiena appiccicata al tappetino. Quindi attiviamo il pavimento pelvico, vai su, i glutei sono belli attivi, l'ombelico è schiacciato verso la spina dorsale, palmi delle mani al soffitto, rimango ancora un paio di respiri in questa posizione attiva e rilascio. Dalla punta delle dita dei piedi alla punta delle dita delle mani fino sopra la testa. E rilasso i muscoli, le ossa, tutti i tessuti del mio corpo si rilassano. Rilasso anche la pelle. Inspiro profondamente dal naso ed espiro dalla bocca aperta e rilassata, come quando pronunciamo la lettera A. Inspiro, espiro, di nuovo inspiro, espiro. Ultima volta, inspiro, espiro, fuori tutto quello che non è andato via con questa pratica, che non ho sciolto. Mi prendo ancora qualche istante a occhi chiusi, così che questa calma, questo relax che pervade tutto il mio corpo possa fissarsi e io possa trasmetterlo anche a chi mi sta intorno, possa portarlo avanti per magari tutta la giornata, fino anche a domani. Con l'aiuto delle mani, mantenendo gli occhi chiusi, mi porto sul fianco destro e lentamente risalgo, sempre occhi chiusi, per trovare
trovarmi di nuovo in una posizione comoda seduta. Porto i palmi delle mani a contatto tra di loro, li sfrego tra di loro per scaldarli, li porto sul viso, distanzio bene le dita delle mani e lentamente riapro gli occhi per riabituarli alla luce. Un bel sorriso sul volto. Grazie.